Io credo che non sarà facile un orientamento diverso, ma ripeto, non tanto per Luca Zaia o per quello che è un ragionamento filosofico, per quanto riguarda strategicamente le regionali 2025. Bisogna guardare agli equilibri nazionali, dice il forzista Flavio Tosi, nelle ore che seguono la presentazione alla Camera del nuovo emendamento targato Lega per consentire il terzo mandato ai sindaci di comuni sopra i 15.000 abitanti e ai presidenti di regione. Chiaro il riferimento a Luca Zaia. La mossa leghista nel corso della conversione in legge del decreto elezioni, per qualcuno un pressing, per altri una forzatura. Secondo lei come finisce? Io penso, per carità, non ho la sfera di cristallo, io penso che se i tre leader di centrodestra hanno approvato assieme una proposta di legge che è stata varata dal Consiglio dei Ministri, che dice cambiamo fino a 15.000 abitanti, non cambiamo sopra i 15.000 abitanti, un'opinione l'hanno già espressa. Ne fa una questione di sostanza il Partito Democratico del Veneto. Il permanere in maniera prolungata al potere in un organismo monocratico ad elezione diretta, che sia un sindaco di un grande comune o che sia un presidente di regione, è un elemento nocivo per la tenuta della democrazia. L'altra partita comunque connessa è quella delle europee, con i partiti a caccia di candidati a chiappavoti, con il rebus di Roberto Marcato, l'assessore leghista mister Preferenze, che proprio a Ring la settimana scorsa aveva rivelato con una certa amarezza di non aver ricevuto ancora nessuna chiamata dai vertici del partito. Sempre via Ring c'è però la reazione tranchant del vice segretario regionale del Carroccio. Se uno aspetta una chiamata, credo che non possa morire aspettando una chiamata, magari forse è meglio che la chiamata la faccia lui a questo punto, nel senso che sono stato abituato così nella Lega, non ci sono principi e principini che si possono mettere in attesa di una chiamata, siamo tutti militanti e se non ti chiamano chiami tu. Coglie la palla al balzo Tosi, che da mesi sta apertamente corteggiando Marcato. Io non sono più in Lega da un po' di tempo. Io se fossi un dirigente della Lega chiederei a Luca Zaia di candidarsi perché è un candidato forte e chiederei a Roberto Marcato di candidarsi perché è un candidato forte.